Cefalù nella storia è sempre stato un punto di riferimento, perché è anche rappresentata dallo stemma della nostra provincia. È un centro antico, molto antico, ma che conosce il suo massimo splendore con l'epoca ruggeriana e con Ruggero II che la eleva a città e la dota di tantissime prerogative che in quel momento neanche Palermo ne possedeva. Tra un po' ci dirigeremo in località Calura, sotto la rocca della Calura, dove insiste il resto di una vecchia torre di avvistamento saracena. Siamo proprio sotto la torre della Calura, questo splendido mare che lo circonda. Ammiriamo già il Duomo di Cefalù. Sì, ce lo troviamo stagliato qua sulla nostra sinistra. Possiamo ammirare da questa angolazione, possiamo ammirare la torre del settentrione, la torre nord, parte della navata e una parte del transetto, più il cretino absidale dal lato esterno, naturalmente. Camminando per le strade invece non si riesce ad ammirare bene. Dal mare si ha una prospettiva diversa. I turisti che arrivano qui per la prima volta, e non solo, perché ci sono anche quelli che vengono più volte durante la loro vita, rimangono sempre affascinati, attratti da questi luoghi che sono veramente suggestivi. Questo qui è il bastione Marchiafava del XVI secolo, che insomma era un bastione della guarnigione spagnola. Questo è il bastione di Capo Marchiafava, che appunto insieme alle mura megalitiche andavano a racchiudere il vecchio centro abitato di Cefalù. Come vedete proprio le case sono costruite sulla roccia. Adesso a breve arriveremo nella spiaggia del molo, la spiaggetta che abbiamo in centro, dove persiste l'unica porta che era inglobata appunto al percorso di cinta, che andava a racchiudere appunto la città antica. Troviamo antistante la vecchia marina, che era il primo porticciolo, il primo approdo di Cefalù, anche fino diciamo ai primi degli anni 60-70 era il luogo dei pescatori, dove tenevano le loro imbarcazioni e sistemavano le loro reti. Oggi è un quadro pittoresco, forse il più conosciuto in assoluto di Cefalù. Questo angolo è stato lo scenario forse dell'immagine più bella di uno dei capolavori dell'arte cinematografica, che è il nuovo Cinema Paradiso, premio Oscar, nella famosa scena del bacio sotto lo scroscio d'acqua. Questo è un posto veramente senza retorica e senza sovrabbondare, magico, pieno di magia. I turisti me lo dicono, me lo rappresentano, che avvertono sensazioni uniche. Io penso che sia legato all'acqua, non soltanto all'acqua marina, proprio all'energia che esce dalla fonte. E poi al tramonto la rocca assume un colore particolare, un colore che dà sul rosa, un rosa pallidissimo, e le mura delle cattedrali si infiammano dello stesso colore. Poi il sole ci sta aiutando, che si riflette sulle case quasi al tramonto. Come dicevo prima, assume un aspetto totalmente diverso dai colori appunto che assume durante tutta la giornata, quindi è sicuramente un'emozione indescrivibile. Cefalù dal mare è come se fosse un'altra realtà, cioè la vivi appieno a 360 gradi. Una prospettiva diversa, inusuale ai più, perché il centro storico è già bello di suo, però io ritengo che dal mare invece acquisisce un tratto veramente diverso, e forse è anche il motivo per cui poi Ruggero II forse scelse questa località.
Ci troviamo in località Sette Frati, una delle tante contrade della città di Cefalù. A mio modestissimo avviso è la spiaggia più bella, la più suggestiva, quella che almeno a me rende tante emozioni. Prende il nome da una leggenda, è la classica storia della fuitina siciliana, una donna che si innamora di un pescatore e che viene seguita da 7 fratelli perché non volevano questa fuga. Gli dei non approvarono questa idea, l'interruzione di questo amore, e pietrificarono per l'eternità i fratelli che inseguivano la sorella. Da qui il nome, li possiamo contare, sono 7 gli scogli che dominano questa baia, e da qui il nome Sette Frati, ed è veramente un luogo magico, una sabbia bellissima. Esperienza unica, proponiamo ogni qualvolta i nostri clienti lo vorranno, vi aspettiamo in maniera calorosa, vi aspettiamo in tanti. Siamo a bordo di un 740, questo è il nostro gommone ammiraglio con una motorizzazione da 250 cavalli, mentre gli altri sono tutti gommoni da 6 metri e senza patente, con motorizzazione 40-70, abilitati naturalmente alla navigazione entro 3 miglia e possono essere guidati da tutti, ovviamente da maggiorenni. Possono essere guidati con tranquillità, con semplicità. Noi diciamo sempre ai nostri clienti che devono fare tutte le manovre senza frenesia e con calma. Questo è il segreto per trovarsi bene in acqua e a mare. Io ricordo che quando ero piccolo mi raccontavano che il sole tramontava qui e salutava l'America, e quando ero piccolo mi affacciavo dalla finestra di casa mia e, come da bambino, giustamente dicevo a tutti: ciao America, vi raggiungerò presto. Sono delle emozioni uniche e anche mutevoli nel tempo, nel senso, da bambino avevo il desiderio dell'America, oggi l'ho esaudito, oggi ho altri desideri, però è bello poterlo condividere con i nostri clienti e con i nostri amici.